Il bene del cittadino viene prima di tutto e quello era uno stato di emergenza a cui bisognava intervenire. Mario Sorrentino e il collega Leo Lione sono due agenti della polizia locale di Castelfranco. Ieri pomeriggio in via Re di Puglia, mentre sulla città si scatenava l'eccezionale grandinata con allagamenti e viabilità in tilt, hanno avuto la sensibilità di intuire il bisogno di aiuto di una ragazza, una giovanissima studentessa presa alla sprovvista dal fortunale, e non hanno esitato a interrompere gli interventi che stavano eseguendo per riaccompagnarla a casa. Eravamo in servizio per interventi vari e all'improvviso siamo stati colti da una bomba d'acqua e grandine. E ci siamo accorti della presenza di una ragazza che avrà potuto avere 15-16 anni in difficoltà. La ragazza si è avvicinata, era impaurita, aveva necessità di tornare a casa. Allora, nonostante non ci fossimo capiti benissimo, l'abbiamo fatta salire subito sul mezzo per metterla a riparo. Dopodiché ci ha comunicato l'indirizzo di casa, che era a neanche 1 chilometro dalla nostra posizione, e l'abbiamo semplicemente riaccompagnata. Ecco. Non è consuetudine far salire dei civili nei mezzi di servizio, ma si trattava di un'emergenza. La mamma della ragazza via social ha ringraziato di cuore i due agenti. Quello è un gesto che non ci aspettavamo, però abbiamo apprezzato molto, perché non sempre riceviamo ringraziamenti o comunque apprezzamenti per quelli che sono i nostri compiti e il nostro lavoro. In città oggi non rimangono che tappeti di foglie a terra e piante danneggiate. È stato un evento eccezionale, ha lasciato dei danni anche a Castelfranco Veneto, soprattutto all'agricoltura. Per quel che concerne gli immobili abbiamo visto qualche caso puntuale, un po' di criticità nella viabilità, ma sostanzialmente verso sera tutto era ripristinato. Adesso procederemo alla conta dei danni, se la Regione apre lo stato di crisi ci inseriremo nelle richieste danni.